Buonasera e ben ritrovati con Imprese in Rete. Partiamo subito con i miei ospiti che c'ho in studio. Buonasera ad Angelo Maiolini, imprenditore digitale, e Serafina Franco, imprenditrice agricola. Buonasera. Buonasera. Benvenuta intanto. Grazie. Serafina, grazie di essere qui con noi. Chiedo gentilmente alla regia di collegarmi con Giovanni Pietro Aimo da Brescia. Vediamo se mi date subito il collegamento, così possiamo interagire con i nostri ospiti. Vedo già Giovanni Pietro Aimo. Buonasera Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Bene, bene. Allora, partiamo subito. Questa sera parleremo del settore agricoltura, ok? Quindi con me, come sapete, cari telespettatori, avete la possibilità di partecipare al nostro format chiamando, scrivendoci per raccontare una vostra esperienza, raccontarci la vostra storia, ma soprattutto raccontarci un po' questo periodo, come l'avete vissuto, dove ci sono stati dei benefici oppure no, se ci sono state delle difficoltà, come le avete superate e quant'altro. E Serafina questa sera, Serafina Franco ci racconterà proprio la sua storia, come ha vissuto dal momento prima della pandemia e dopo la pandemia, ecco. E quanto ha influenzato l'online e l'offline. E qui Maiolini già subito con la testa, ecco qua ti voglio. Giovanni Aimo, intanto parto subito da te, con il mondo dell'agricoltura. Ecco, secondo te, Aimo, in questo periodo, settore agricoltura, noi immaginiamo tante imprese, immaginiamo tanti giovani operosi, tante imprenditrici, proprio come Serafina, si alzano la mattina e vanno a lavorare. Secondo te è stato tutto facile, è stato tutto semplice in questo periodo? Ma sicuramente la situazione di disagio che viviamo si ripercuote un po' su tutti i settori, chi più chi meno. Certo, l'agricoltura, diciamo che da questo periodo, essendo un qualche cosa legato alla natura e all'istinto delle persone più profondo, sicuramente troverà più considerazione. Ecco, io faccio un esempio pratico, vedo molta agricoltura di prossimità, almeno qui in Lombardia, quindi nel Bresciano in particolare, dove ci sono nate tantissime, ma proprio negli ultimi anni, tantissime iniziative imprenditoriali in agricoltura, dove fanno agricoltura biologica e in loco vendono tutto quello che poi coltivano, e di conseguenza ho visto proprio un incremento di questa, definisco, agricoltura di prossimità. Quindi al di là del momento pandemico, che insomma speriamo tutti finisca il prima possibile, sicuramente penso che il bisogno comunque di natura, di agricoltura biologica, di prodotti sani, ma anche di riscoprire un certo collegamento proprio con la terra dal punto di vista istintivo umano, principalmente delle risorse umane, sia un collegamento assolutamente primario e quindi tornerà ad avere molta importanza. Grazie Giovanni Pietro Aimo. Maiolini, il mercato agricolo secondo te, online, offline, quanto ha influenzato la pandemia e quanto ha fatto riscoprire, ecco, anche agli agricoltori che c'era la possibilità di poter vendere i loro prodotti attraverso l'online? Oltre a questo, prima vorrei dire che se ci sono anche i requisiti, perché spesso si parla anche di problemi di corrieri, se si viaggia con il fresco oppure no. Ci sono una serie di cose da andare a considerare. Che tipo di supporto può dare il digitale a questo tipo di imprese? Dall'altro lato, prima di parlare di questo, vorrei puntualizzare un pochettino quelli che sono stati i trend da questo punto di vista. Innanzitutto c'è stato un ritorno all'agricoltura, nel senso, in mancanza di un lavoro da professionista, molti ragazzi, una volta formati all'università, sono tornati anche all'agricoltura. Non solo per aspirazione, per passione, ma anche per necessità di lavoro, perché essendo l'agricoltura comunque un settore primario, là il lavoro diciamo che non manca mai. Dall'altro lato c'è anche il trend dei ragazzi di oggi e del futuro, che sono sempre più attenti ad un'alimentazione verso il bio, quindi meno industriale e più naturale, più salutare. Tutto questo fa sì che si va a creare quella che è una fortissima domanda di mercato di questi prodotti. Quindi il digitale cosa può fare per questo tipo di imprese? Non può fare altro che aiutarle sicuramente, dove nella comunicazione
dei loro prodotti, di quello che fanno, quindi nella quotidianità che vive l'impresa, perché un'impresa agricola è molto lavorata, ha dei processi che devono essere giornalieri e sicuramente ha bisogno di strutturarsi per andare a vendere quello che è il proprio prodotto. Quindi il digitale aiuta proprio nel far vedere al consumatore finale tutto quello che c'è dietro prima di mangiare quel tipo di prodotto. Bene, entreremo meglio nel dettaglio della parte digitale con lo schemino che ci farà Maiolini, no? Io con lui siamo a scuola, no? mi fa i disegnini alla lavagna, poi i nostri telespettatori stanno apprezzando anche questo modo di leggere queste informazioni, dei consigli poi soprattutto che riusciamo a dare. Ma entriamo con Serafina e con il vivo di questa esperienza, di questi argomenti che stiamo trattando, quanto ti ritrovi in quello che stiamo dicendo, agricoltura biologica e poi il digitale. Ovviamente con la pandemia abbiamo effettivamente anche noi agricoltori riscoperto in un certo senso quanto internet ci può dare, quanto la tecnologia ci può dare, perché io in primis a marzo, avendo molto più tempo, perché all'inizio c'è stata la chiusura totale per tutti, anche per noi che comunque avevamo paura, anche se potevamo continuare a produrre avevamo paura. Comunque mi sono messa lì a cercare di fare più pubblicità online, su Instagram, su Facebook, il video, c'è il bambino che nasce, il vitellino appena nato, quindi tutte queste cose effettivamente abbiamo iniziato a sponsorizzarle anche in questo modo ed abbiamo visto che comunque alla gente piace. Senti, quindi ti ritrovi in quello che diceva prima anche Aimo, no? Da Brescia. Lui dice c'è un ritorno, c'è un grande ritorno anche all'agricoltura, quindi stessa cosa diceva Maiolini prima, eravamo forse prima ancora di entrare in onda, mi diceva i ragazzi, le grandi aziende hanno riscoperto lo smart working, quindi hanno rimandato i nostri giovani talenti, ecco, i nostri giovani professionisti a casa, a lavorare da casa, quindi tanti hanno preferito ritornare in Calabria perché i costi di affitto, i costi di gestione erano anche molto più alti e sono rientrati in Calabria e quindi stanno lavorando da casa. Ce ne sono stati tantissimi che anche nella mia famiglia, mio fratello ad esempio è ritornato da Milano perché avendo la possibilità di studiare, di lavorare da casa ne ha approfittato, quindi ogni tanto nelle pause veniva lì anche in azienda, usciva e abbiamo visto che comunque non c'è stato solo un rientro e un ritorno all'agricoltura, ma anche proprio un bisogno di natura che si è riscoperto in questo periodo, perché tantissimi si sono ritrovati chiusi nelle città, in questi mini appartamenti, in questi monolocali e abbiamo visto già da giugno con le prime aperture che molte persone ci contattavano per chiederci se potevano portare i bambini all'aria aperta perché magari fuori non li potevano portare, al parco non li potevano portare, quindi c'è stato proprio un bisogno di natura, un bisogno di riscoprire la semplicità. Il contatto che diceva prima Aimo, giusto Aimo, il contatto con la natura, il contatto vero. Sì, Giuseppe, non solo il contatto, ma proprio viverla. I tempi, la vita è tempo e diciamo che è una connessione molto particolare la tecnologia con l'agricoltura perché hanno tempi diversi ma possono essere coniugati, dopo magari vi dirò come. Ma ecco, riscoprire i tempi dell'agricoltura vuol dire riscoprire i tempi della natura. Ecco, questo è un po', nonostante le tecniche chiaramente agricole si siano evolute e anche la tecnologia in agricoltura, pensiamo a tutti i macchinari che ci sono oggi rispetto a solo 30-40 anni fa, sicuramente e anche i metodi di lavorazione poi a livello industriale, però sicuramente ecco, parlando dell'agricoltura di prossimità, dell'agricoltura biologica, noi riscopriamo i tempi dell'agricoltura come tempi della vita. Ecco, direi proprio questo. Bellissima questa, i tempi dell'agricoltura come i tempi della vita, ho capito bene? Sì, hai capito benissimo, proprio bene. Quello. Questa la faccio mia questa frase anche perché è bellissima questa cosa che ha detto Serafina, vero? Vero.
Assolutamente sì. Professor Maiolini, lei già con la lavagna è pronto a disegnarci qualcosa. Allora, vediamo insieme che cosa ha preparato per oggi. Allora, questo è un consiglio per lei, perché data la sua Gratuito storia- naturalmente. Ecco. Che accetto volentieri. No, lo accettiamo se è un consiglio giusto. Non è che è detto che lui dice sempre la verità, attenzione, quindi chi vuole può venire anche a contraddire. Noi siamo qua in studio, l'aspettiamo, quindi aspettiamo. prego professore Maiolini. Allora, lei come ha appena detto praticamente ha avuto il modo di utilizzare quelle che sono le tecnologie di oggi per mostrare la propria azienda fuori. Ok, quindi è andato a utilizzare quelli che sono i cosiddetti canali social, ok, che principalmente sono Facebook ed Instagram, Sì. ok, e dall'altro lato un canale che sicuramente ha utilizzato molto meno è un canale come Google. Ha utilizzato meno Google? Beh sì. Sì. Lei la mattina deve fare imprenditrice. confronto- deve No, fare assolutamente, assolutamente. Però dal lato aziendale come possiamo sfruttare al meglio questi sistemi digitali per aiutare la crescita dell'azienda? Che cosa vuol dire far crescere la propria azienda in rete? Come portarla effettivamente in rete? Allora, loro stanno strutturando, come detto prima, quello che è un sito web. Il punto è che essendo che questi sono principalmente due canali di traffico che cosa vuol dire? Che va a intercettare quello che è il potenziale cliente finale, quindi lei va a mettere la propria offerta di mercato, quindi i prodotti che crea e produce nella sua azienda online. Dal lato Facebook, Instagram, quindi parte social network, nasce quella che è un'interazione, ok? Nasce quella che è un'interazione tramite quelli che sono i post, i video, quindi coinvolge le persone, cerca di informare, non solo di intrattenere le persone, sui prodotti che fa, sui cicli di produzione. Dall'altro lato Google non l'ha utilizzato, non gliene faccio sicuramente una colpa, però siamo qua, quindi cerchiamo di parlarne al meglio. Allora, dal lato Facebook noi abbiamo quella che è una domanda detta latente e adesso vi spiego che cos'è. Dal lato Google noi abbiamo una domanda detta consapevole, ok? C'è differenza tra le due, ovviamente su Google non può fare quello che fa su Facebook, quindi utilizzando quella che è la domanda latente, cercando di intrattenere al meglio i propri consumatori finali, informando i propri consumatori finali, dal lato di Google deve poter intercettare invece le persone che cercano quei potenziali prodotti. Sono due modi di andare a captare quella che è la domanda, ma che alla fine invoglia le persone a farsi avanti e a ultimare quello che è un potenziale acquisto. Bene, quindi domanda e risposta possiamo definirlo o domanda e domanda? Cioè, No, sono due tipi di domande. Due tipi di domande. Noi abbiamo la domanda latente dal lato social, che cosa vuol dire? Basta vedersi quando si sta al telefono, noi siamo là che scrolliamo la home di Facebook o di Instagram cercando cose che ci possono intrattenere, cose interessanti. Latente perché non stiamo cercando in quel momento particolarmente i suoi prodotti. Lei fa prodotti caseari, noi siamo su Instagram, su Facebook, non stiamo cercando formaggi, prodotti caseari, però mi appaiono e quindi lei deve avere un certo modo di intrattenere, di catturare l'attenzione, informando, intrattenendo il potenziale cliente sul perché quel prodotto può essere uno buon prodotto per lui. Quindi è latente, noi interrompiamo l'attenzione dell'utente e inseriamo il nostro post. Quindi non sta cercando in modo attivo quel prodotto. Invece su andiamo Google, in un certo senso un po' a disturbare, a se disturbare. possiamo usare un termine. Esatto, andiamo proprio a disturbare. Quindi dobbiamo essere bravi nel creare un post coinvolgente. Disturbare e attirare l'attenzione poi. Invece dal lato Google, che è una domanda consapevole, le persone stanno cercando in modo attivo quel prodotto, quindi stanno cercando proprio su Google prodotti caseari biologici. Ok? E in quel caso l'azienda deve utilizzare lo strumento per poter intercettare la domanda consapevole. Perfetto. Ok? Queste sono le differenze principali. Dove poi Valido come consiglio? Assolutamente sì, perché io fino ad ora effettivamente ho cercato di fare post più interattivi possibile per quanto insomma ci ho provato e invece effettivamente lì non hai un cliente sicuro, mentre magari con Google è più facile perché qualcuno sta cercando e magari effettivamente gli fai trovare quello che cerca. Infatti, se la regia mi gira un attimo dopo, quando mi girerà sulla lavagna,
Praticamente viene definito che Facebook è una fonte di traffico freddo, invece Google è una fonte di traffico caldo. Qual è la differenza tra i due? Che più si va sul caldo, più un potenziale cliente che è vicino all'acquisto. Ok? Quindi quando tu stai cercando una cosa su Google è perché tu la stai cercando, quindi sei tu ad andare in ricerca di quel prodotto, come quando vai in giro per negozi Certo. che cerchi quella Sì. cosa, quindi quando la trovi sei molto più propensa all'acquisto. Certo. Invece Facebook è come quando tu vai in giro per negozi per comprare, che ne so, una giacca e ti ritrovi invece poi vicino alla cassa che ci sono i portafogli in offerta magari e lo compri, ma tu non eri interessata inizialmente ad andarlo a comprare. Certo. Questa è la differenza. Diciamo però una cosa molto importante, qui Aimo mi correggerà se sbaglio, certo questi strumenti da soli non possono funzionare se non c'è alla base un'organizzazione aziendale, vero Aimo? No, questo sicuramente, però è interessante il ragionamento che stava facendo Maiolini e a completamento del ragionamento che stava facendo lui sugli strumenti, no? Google piuttosto che Facebook, quindi il cliente che sta andando alla ricerca specifica in Google, mentre in Facebook è un intercettare, ma un andare a catturare l'attenzione del cliente attraverso uno speciale tipo di messaggio pubblicitario. Ecco, diciamo che sicuramente l'imprenditore deve essere anche consapevole che per avere successo nel commercio online è necessario preventivare che ci vuole un budget pubblicitario, quindi un investimento pubblicitario, perché è chiaro che si può aprire un negozio online, ma poi la gente sul negozio la devi portare, che poi tu la intercetti attraverso il canale di Google oppure attraverso il canale di Facebook o tante altre diciamo strumenti tecnologici, social che abbiamo oggi. Ecco, là dentro bisogna andare a pescare la gente con degli con delle tecniche che sono riconducibili a degli investimenti pubblicitari. E mi permetterei di aggiungere, Aimo, che il budget pubblicitario va messo a monte quando si fa il business plan dell'azienda, non bisogna arrivare poi impreparati, diciamo, ma adesso devo spendere soldi per la pubblicità, cioè bisogna preventivare che in un'azienda c'è un budget da destinare, come per i fornitori c'è un budget da destinare alla pubblicità. Assolutamente sì, ecco perché varrebbe la pena di considerare il modello che avevo citato all'inizio delle cooperative agricole biologiche di prossimità. Perché così specifico cooperative agricole biologiche di prossimità? Perché chiaramente gli agricoltori biologici, che normalmente sono delle identità piuttosto piccole perché non sono industriali ma sono appunto artigianali, unendosi possono avere più forza, anche più forza finanziaria come investimento, possono creare un'immagine online che richiede comunque degli investimenti e fare anche della pubblicità online. Dopodiché l'online ci insegna anche che nell'agricoltura biologica di prossimità c'è un ordinativo online che arriva da una clientela specifica, che è quella che diciamo ha già una predisposizione, una predilezione per il consumo di alimenti agricoli biologici, e con la consegna addirittura a domicilio, perché il pacchetto poi finito oggi, e il Covid ha in un certo senso accelerato questa, diciamo, questa funzione logistica e l'ha migliorata, perché sta migliorando tantissimo, per cui agricoltura biologica di prossimità che viene giustamente percepita online, gli ordinativi online attraverso una logistica di prossimità vengono consegnati a casa come la spesa alla Coop. Ok, questo è un fatto che sta accadendo qui in Lombardia e che è molto interessante. È chiaro che qui con 10 milioni, più di 10 milioni di residenti in Lombardia, è chiaro che anche il pubblico più, diciamo, sensibile al consumo di alimenti agricoli biologici è maggiore, sicuramente, perché il mercato è quantitativamente maggiore. Bene, vedremo cosa succederà dopo questa pandemia, sperando che, ripeto, finisca al più presto, perché ci sono dei settori che hanno avuto davvero un blocco totale. Fra pochissimo mi raggiungeranno dei ragazzi di una scuola barman, parleremo nel secondo blocco del mondo delle discoteche, del lavoro, con tutta la buona volontà, però l'offline o l'online in questo mi pare che non c'è stato modo di risolvere in qualche modo il problema, ma ne parleremo fra pochissimo con il responsabile di una scuola barman. Serafina,
Allora, raccontaci un po' della tua azienda, quando nasce, ecco, come è strutturata, e poi mi dirai se alla fine di questa puntata hai avuto anche dei consigli e esci da qui più, come dire, Certo. più carica di qualche prezioso consiglio. Allora, l'azienda, come la conosciamo adesso, nasce negli anni 90 dall'idea imprenditoriale di mio padre, ma la mia famiglia ha sempre fatto questo, cioè da che ci ricordiamo, io ho il nonno che ha quasi 90 anni e lui insomma mi diceva che il suo bisnonno faceva questo mestiere, quindi comunque erano dediti all'agricoltura, alla pastorizia, alla trasformazione del latte in formaggi e latticini, quindi lo abbiamo sempre fatto, sono almeno 6 generazioni che facciamo questo lavoro. E poi negli anni 90 mio padre ha deciso di trasformare quello che era una cosa ancora un po' così, no? Come si faceva una volta con gli animali tenuti un po' all'aperto, ha cercato di fare una stalla e 10 anni fa abbiamo fatto, diciamo, un ulteriore passo avanti facendo un'azienda, trasformandola definitivamente in un'azienda tecnologica, perché abbiamo una stalla che rispetta tutti gli standard di benessere animale, ci stanno i massaggiatori per le vacche, ci stanno i materassini morbidi dove loro si sdraiano, sì, insomma, produciamo formaggi e latticini, sì, come facevano una volta, ma con strumenti e tecnologie del 2021. Quindi i giovani, un ritorno dei giovani poi nell'azienda, Sì. ad oggi che stanno, Sì. come dire, portando avanti l'attività anche Sì. con idee nuove e strumenti nuovi. Sì, perché ovviamente mio nonno adesso se entra nel caseificio non sa più che fare. cioè Vabbè, resta abbiniamo l'antica spaesato. tradizione all'innovazione. Il Sì. nonno certo non possiamo toglierlo, assolutamente, assolutamente. Sì, sì, Fattoria 3.0. Eh beh, certo, bene. sì. Quali sono state le difficoltà che hai vissuto in questo periodo e soprattutto quali sei riuscita a portare avanti da sola, nonostante però resta una pecca, ecco, resta una problematica, se c'è, attenzione. Allora, vabbè, Ad esempio in quel all'inizio periodo dare da mangiare agli animali, piuttosto che Certo. ecco, in questo periodo. la paura è stata quella dell'incertezza, non sapere effettivamente, perché adesso siamo scocciati, ma comunque ci siamo abituati a questa situazione, abbiamo un po' preso le misure, invece all'inizio siamo rimasti spaesati e ovviamente decidi di non produrre, nel senso che decidi di non trasformare il latte, perché all'inizio, per quanto noi potevamo comunque andare nei supermercati a portare i prodotti, perché gli alimentari sono sempre rimasti aperti, però avevamo effettivamente paura. Noi consegniamo in 5 comuni differenti, c'erano ristoranti chiusi, non sapevamo proprio che fare, però l'azienda va avanti, gli animali continuano a mangiare, il latte lo devi continuare mungi le vacche così come facevi prima, quindi spendi perché ovviamente l'azienda va avanti, ma non c'hai un'entrata. Giampi, in questi casi, Giovanni Aimo, in questi casi cosa succede? Quando viene meno un po' anche la motivazione? È necessario avere una grande capacità, innanzitutto, di non farsi prendere dal panico, perché sappiamo che questa pandemia ha avuto un inizio e avrà sicuramente anche una fine, e anche nei tempi, insomma, possiamo adesso immaginarcela, non troppo lontana, e pensare in modo diverso, essere capaci di pensare, come usano molti un termine, a una new normal, a una nuova normalità, intesa che ci deve essere una fase di progresso, però è molto importante dedicare tempo all'immaginazione. Ecco, in questo momento direi è importante, come nei mesi scorsi, io l'ho fatto in diverse aziende, dedicare tempo a immaginarsi una modalità di evoluzione, prendere questo tempo come un tempo di progettazione, di proiezione verso il futuro, verso un futuro migliore che superi questo presente che comunque insomma finisce.
finisce. Quindi è unire i cervelli e creare nuove idee, creare nuovi progetti che si proiettino in un futuro che sicuramente sarà in prospettiva molto meglio del nostro presente di adesso, ecco. Però non arrendersi e sfruttare questo tempo per nuove idee, nuovi progetti. Credo che questa pandemia ci abbia anche insegnato una cosa, che non esiste la regione perfetta o la città perfetta. Di fronte a una situazione del genere, Serafina si è dovuta rimboccare anche lei le maniche con la sua famiglia e portare avanti l'azienda. Sì. Queste difficoltà le hai vissute in questa terra, ma le avresti potute vivere in una qualsiasi Assolutamente città, sì. giusto? Sì, non sarebbe cambiato nulla perché non c'è stata una regione che comunque è stata risparmiata da nessuna parte del globo terrestre, quindi sarebbe stato così ovunque. Quindi l'ingrediente giusto prima di chiudere qual è stato, secondo te, per riuscire ad andare avanti? Beh, sicuramente, come diceva il Dottor Raimo, sì, sì, dottor Raimo, sicuramente il fatto di non farsi prendere dal panico. Cioè, forse non tanto io che sono giovane e quindi effettivamente mi sono fatta prendere dal panico, ma il fatto che ho le spalle forti, c'ho mio padre dietro, C'è che anche comunque... il nonno. sì, Il nonno, no. cosa diceva il nonno? Il nonno, poverino, ha sofferto un sacco perché è rimasto a casa tanti mesi, però... Sì, il fatto di averci mio padre dietro che ha effettivamente una visione globale di tutto quello che avviene è stato lui che probabilmente dentro effettivamente il panico ce l'aveva, quello vero, però da fuori non faceva trapelare la cosa. Bene, nella prossima puntata sicuramente ti rinviteremo, così ok. vediamo poi se Serafina ha utilizzato anche Google per... Io ho avuto modo di verificare ed effettivamente si è notato un incremento del trend per quanto riguarda la domanda di prodotti caseari dal febbraio 2020. Abbiamo un dato? Possiamo mostrarlo? Sì, un attimo, l'ho un attimo tolto. Vabbè, ho avuto modo di... ne parliamo nella prossima puntata, così Serafina E poi c'è ci stato darà... un incremento, dicevo, dal febbraio 2020, inizio pandemia, ad oggi, di ricerche di prodotti caseari sul web, da spedire proprio da remoto. È stato un incremento proprio. Quindi vuol dire che sei sulla strada giusta, continua, vai avanti. Speriamo, sì. Bene. Grazie a tutti per essere stati con noi in questo primo blocco, mi raccomando non cambiate canale, noi andiamo solo per un attimo in pubblicità e poi ci ritroveremo qui con il prossimo ospite. A tra poco. Bene, eccoci rientrati in studio. Allora, Angelo Maiolini, abbiamo parlato prima con Serafina Franco, imprenditrice agricola, e abbiamo toccato l'agricoltura nel primo blocco. In questo secondo blocco andiamo a toccare un po' il mondo degli eventi, delle discoteche soprattutto, e in particolar modo la figura del barman. Cioè, che cosa è successo? Perché anche quello porta turismo, ha portato turismo, poi a un certo punto arriva una pandemia e quindi si blocca il mondo delle discoteche, si blocca il mondo dei locali e di tutti gli addetti ai lavori, tra cui la figura del barman. Questa sera ne parleremo proprio con Natalino Brunetti. Benvenuto Natalino Brunetti, grazie per essere con noi. Buonasera, ciao Giuseppe, buonasera. Allora, Giovanni Aimo è sempre collegato da Brescia, il mondo delle discoteche. Aimo, sicuramente anche quello è un settore dove porta come dire, delle economie alla città, all'Italia, all'Europa, ovunque, no? Il mondo dei locali, la movida, anzi spesso è stata un po', come dire, attrazione, e in questo periodo durante l'estate è stato anche, come dire, un momento di polemica, perché abbiamo aperto le discoteche, perché le abbiamo... Ecco, allora noi vogliamo dare voce anche un po' agli addetti ai lavori, cioè perché c'era l'esigenza anche di riaprire, perché questi imprenditori non è che nelle loro attività avevano voglia di riaprire tanto per, evidentemente c'erano anche come dire, delle esigenze di riapertura, addirittura frigoriferi pieni, celle frigorifere insomma con bibite, materiale insomma in scadenza, c'era bisogno insomma di riaprire. Costi di gestione e quant'altro, ma ecco, ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Allora, intanto Aimo, parto subito da te perché so che dopo, se hai esigenze
che ci devi lasciare per impegni, per ulteriori impegni, voglio assicurarmi, ecco, che in questa fase mi hai dato il tuo assist. Mondo delle discoteche, ti lascio andare a te direttamente sull'argomento, Giovanni Aimo. Sì, diciamo che innanzitutto il mondo delle discoteche è il mondo del ballo in generale, e lo dico da vecchio appassionato e antico ballerino di tutto. Quindi ballo tutto ciò che è ballabile, quindi sono parte in causa, ci fa riflettere su anche un bisogno proprio di evasione, così come il mondo dell'agricoltura ci richiama al nostro istinto che è stato sacrificato molto in questo periodo di pandemia, così il mondo delle discoteche e dei locali da ballo in generale ci parla di un bisogno di evasione psicofisico molto 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 importante, e ce ne siamo resi conto proprio in questo periodo. Quindi non è semplicemente il trovarsi per bere, ma il trovarsi per ballare, per svagarsi. È una modalità di ricarica importante dal punto di vista psicologico e quindi anche fisiologico, e direi che insomma ci sono mancati tanto i locali da ballo in quest'anno, e quindi speriamo di poterci riavventurare sulle piste da ballo con tutti i generi di ballo, chiaramente nel più breve tempo possibile. Ma speriamo. Perché ci fa molto bene alla testa. Speriamo, Giovanni Aimo, e ce lo auguriamo tutti, ma soprattutto per il bene di questi ragazzi, di questi barman che hanno tanto da raccontarci, ma soprattutto hanno tanto da lavorare. Natalino, qual è l'attuale situazione? Anzi, partiamo prima dal lockdown, cioè a marzo hanno chiuso tutto, a giugno avete visto un po' uno spiraglio, se non ricordo male. Sì, diciamo che siamo Era una provocazione, infatti, sì, diciamo che siamo ripartiti a stento, piano piano. A stento, diciamo a luglio in effetti, perché comunque Okay. è difficile riorganizzare tutto dopo una chiusura. Ecco, parliamo proprio delle difficoltà che voi come barman avete avuto quando avete messo piede nuovamente nei locali. Cosa è successo? Sì, vabbè, ovviamente bisogna rispettare delle norme diverse, quindi il lavoro cambia, la difficoltà sta anche nel far rispettare le norme anche al cliente, ecco, che non è facile dire metti la mascherina, igienizzati le mani, quindi sembri più un vigile che diciamo un barman. Quello che diciamo, cosa è cambiato, ecco, perché sicuramente non è cambiata la ricetta del cocktail, ma è come assolutamente veniva servito forse questo cocktail. Sì, diciamo che si fa un lavoro prettamente diverso, magari più al tavolo, c'è meno, diciamo, interazione con il cliente al banco, questo sì, ma ci può stare ovviamente dopo una pandemia manca anche del genere. Quell'aspetto, diciamo, di socializzazione con il cliente, quella confidenza nel consigliarlo magari un po' di più. Ma non tanto questo, ti dico la verità, non è mancato questo perché noi abbiamo una ripresa nel nostro settore molto veloce, se ci consentono di aprire. Noi possiamo rispettare le norme, quindi l'estate diciamo, ci siamo riavviati molto velocemente, quel mese e mezzo poi noi abbiamo in Calabria, come tu ben sai, non è che abbiamo, diciamo, una stagione così prolungata, però siamo riusciti comunque a lavorare e noi barman a portare qualcosina a casa, al posto di fare una stagione da 5-6 mesi, quindi concretamente ci siamo portati un mese e mezzo economico a casa, questo è il vero problema principale. Insomma, state continuando a soffrire molto. Ecco, sì, adesso Natale, come Capodanno l'avete Natale l'abbiamo proprio buttato, sì, Natale era una speranza per noi, perché facendo un po' d'estate, un po' di Natale si supera questo, ripartiamo dal prossimo anno, senza contare le problematiche che hanno avuto anche i colleghi, i ristoratori, i bar, ma anche i nostri fornitori. Ti fermo solo un attimo. Maiolini, in tutto questo l'imprenditoria digitale ha potuto fare, credo, ben poco, a meno che tu oggi non mi dai una soluzione diversa, ma... Ha potuto fare molto poco, nel senso che io da consumatore, ok? Io da consumatore prediligo andare fuori a consumare un cocktail non solo per il cocktail in sé per sé, ma per quello che mi dà l'esperienza,
del contesto del locale, del contesto del barman, del contesto delle persone, del contesto della musica, eccetera. Anche se, aspetta, ti interrompo solo un attimo, perché mi sembra che era partito durante il lockdown, porta l'aperitivo a casa, qualche iniziativa del genere era partita, com'è andata? Sì, io parlo ovviamente delle mie esperienze, ecco, Certo. non voglio dire magari che Certo. qualcuno magari sarà andato meglio, però della nostra zona ovviamente, magari a Milano, che ne so, a Roma sarà andato meglio, però io non credo così. Diciamo che Ha concretamente... funzionato l'ordine online di portare l'aperitivo No. a casa secondo te? No. Maiolini. Esatto, dipende dalla zona. Ovviamente qua, avendo una densità di popolazione così ristretta rispetto a una grande città, dove anche la consuetudine del consumatore finale prima di andare in un locale lo cerca online. Ci Perfetto, sono tanti locali. scusami, ritorno sull'argomento perché vedo Aimo con noi, perché abbiamo il sud ma abbiamo anche il nord, abbiamo Brescia collegata con noi. Già, Aimo, a Brescia com'è andato invece l'aperitivo online? Cioè ordina l'aperitivo e te lo portiamo a casa. Voi che, voi che da quelle parti di Happy Hour ne conoscete abbastanza bene. Asporto, diciamo, è stato un palliativo, ecco, non possiamo dire che sicuramente è stato un nuovo driver di business. Qualche cosina ha fatto nell'alternanza delle chiusure, delle riaperture parziali, però chiaramente non è una semplice, diciamo, tra virgolette, cura palliativa, ecco, possiamo dire così. Ha riempito un pochino di quel buco che chiaramente si è creato dovuto ai fatti che noti che conosciamo tutti, insomma. Scusami Aimo un attimo, c'è Maiolini che stava... Il servizio, io durante il primo lockdown ero a Londra ha chiuso tutti i pub, Londra ha una consuetudine che il lavoratore finisce alle 6, dalle 6 alle 10 va nei pub e consuma ed è tutto vivo. A Londra invece è stato chiuso tutto, hanno attivato questi servizi di delivery che ti portavano questi drink a casa, comunque funzionavano e non funzionavano, nel senso che è il consumo per l'esperienza che vivi, non è il consumo in sé per sé di avere il drink a casa. Ok? Quindi è il contesto che tu vivi, cioè si va in un locale, si crea quel tipo di atmosfera ed è quello che funziona. Il bartender, il barman è al centro di questa struttura nel momento in cui una persona esce e vive quel tipo di situazione, ma nel momento in cui non la vive c'è poca la ricerca di quell'esperienza perché manca tutto il resto. Quindi certo. Loro sono stati sicuramente il settore che ha avuto più problematiche durante questo lockdown e il digitale dall'altro lato, non in modo diretto ma se non in minima parte li ha potuti aiutare, ma dall'altro lato cambia invece quello che l'utente finale va a ricercare. Io qua sul mio tablet ho quelle che sono delle ricerche di mercato. Possiamo vederle? Come no? Vediamole un attimo, regia, grazie. Eccoli qua. Corsi di barman, cocktail in casa. Allora, qua abbiamo un Analizziamo il trend dato, vai. in Italia negli ultimi 5 anni. Allora, quello blu sono i corsi di barman, quello rosso sono i cocktail in casa. Attenzione. Fammi capire, cocktail in casa, datemi Esatto. regia gentilmente la schermata, grazie. Cocktail in casa sarebbero i cocktail da che fare in casa. Da fare in casa. Quindi Cioè io vado a fare la spesa, da solo, compro gli ingredienti e li faccio in casa. perfetto. Un po' come i giovani che stanno, Esatto. no, i pizzaioli, no? Che Esatto, stavano la a pizza casa, in fare la casa. pizza in Infatti casa. c'è stato proprio un boom. Un boom anche di Ma questo. la cosa che mi lascia un pochettino di stucco, cioè mi fa stare un pochettino male, è il trend dei corsi di barman, come va in discesa, perché non è soltanto il fattore della pandemia, ok, che fa chiudere i locali, ma anche fare il corso del barman, quello è un business a sé, ok? Ed è andato in... Sì, è andato a calare, calare. perché la percezione è che anche questo è un tipo di lavoro a rischio. Aimo, ecco sì, volevo chiedere proprio questo. Dopo questa pandemia c'è stato uno scoraggiamento Esatto, totale, uno cioè, quindi non scoraggiamento faccio totale. nemmeno il corso. Quindi la mazzata è stata ancora più forte Sì, per questo ancora più settore. forte, esatto. E poi invece dall'altro lato, quello rosso, potete notare un'impennata, se specie sul finale, se voi andate a vedere, se mi mettete il tablet, vedete sulla parte Sì, finale, 25 vediamo. ottobre 2020, un'impennata che tocca il 100, quindi il volume massimo di questa piccola ricerca che abbiamo fatto qua in diretta, che mostra invece un interesse di andare a fare il cocktail fatto in casa. Quindi capisci bene che è un settore colpito molto, ma molto forte da questa pandemia, perché il modello d'acquisto del consumatore finale che si vede costretto a stare in casa
cerca in qualche modo di svagarsi, quindi la soluzione che trova è come fare un buon cocktail a casa. Lo possiamo vedere dalle ricerche che fanno le persone in Italia. Beh, quindi questa è una ricerca che non abbiamo fatto noi, No, una l'ho ricerca fatta per adesso. l'hai fatta su Google? Sì, sì, su Quindi Google. Queste sono le dati persone non- che cercano su Google. Cosa cercano su Google in questo momento? Cocktail fatti in casa, piuttosto che barman, piuttosto che corsi da barman. Cioè questo è il dato che mi lascia... Però veramente- il locale ha bisogno del barman, cioè se il barman non si forma rischiamo poi lì di entrare in un altro meccanismo. Quello Quindi, che dico, se vedi all'inizio, tipo 5 anni fa, dal 21 febbraio 2016, si nota una mega impennata verso il mondo del barman, quindi di questa figura professionale, perché la movida non conosce crisi, se fatta bene. Certo. Quindi automaticamente il giovane di oggi, che domani deve essere comunque un lavoratore, un professionista, deve scegliere quello che vuole fare nella vita, si è avvicinato negli ultimi 5 anni, nei primi 3, quindi dal 2016 al 2018-2019, al mondo del barman per professionalizzarsi. Arriva il lockdown, sparisce la domanda per professionalizzarsi nel barman perché si sentono minacciati e non vedono più la sicurezza di un lavoro dovuta alla pandemia, perché si ritrova una pandemia e una situazione che ti blocca proprio andare a lavorare. Quindi questo è un dato che è molto molto negativo, perché quello è un business a sé. Aimo, analizziamo insieme un attimo questo dato. Formazione sarebbe potuto essere, come dire, l'alternativa. Resto a casa da barman, mi reinvento, faccio l'istruttore di barman, non ho l'offerta, cioè, o meglio, ho l'idea, ma dall'altra parte non ho l'acquirente. Cosa succede in questi casi, Aimo? Beh, tu prova a pensare che nelle aziende verticalizzate, nell'agenzia che seguo io, verticalizzate su Amazon, c'è qualcuno che si è inventato addirittura, qualche barman professionista, di vendere dei cocktail prefatti. Si è costruito un marchio proprio e addirittura ha creato dei mini frigoriferi con all'interno i cocktail già pronti e li vende online. Per cui questa è adesso una cosa che ho visto e che mi ha incuriosito molto rispetto al tema di cui stiamo parlando. Rispetto però al bisogno, cioè, diciamo che il ballo, come il barman, come il cocktail, sono elementi e motivazioni all'incontrarsi, perché il bisogno è quello di relazione. Per cui, al di là della vendita dei cocktail nello specifico o come si può alimentare il barman, ma il barman è una parte importante, come il cocktail, di motivazione all'incontro. Vado in quel locale perché c'è il barman che fa un caipirinha fuori di testa, e in realtà è il barman stesso che è capace di creare relazione e di conseguenza di calamitare gente all'interno del locale. Quindi il barman come personaggio è un personaggio, insomma, offline, e quindi spero proprio che riusciamo velocemente a tornare a farci fare dei buoni cocktail da bravi barman, come sicuramente il nostro amico lì presente. Esatto. Prego, Aimo. No, dicevo, io purtroppo adesso vi devo lasciare perché ho un impegno, ma veramente il mio augurio di cuore è proprio questo, perché abbiamo bisogno tutti di avere di nuovo dei bravi barman che ci facciano un po' gustare la serata con dei buoni cocktail, dove poter costruire delle buone relazioni, che è quello di cui tutti abbiamo bisogno. Grazie a Giovanni Pietro Aimo in collegamento da Brescia, potete chiudermi il collegamento con lui, grazie. Regia, grazie Giovanni. E effettivamente, Natalino, un buon cocktail bisogna saperlo fare, e soprattutto dentro a un cocktail c'è anche una storia, c'è una ricetta, ci sono degli ingredienti. Raccontaci un po', ecco, la filosofia del barman. Diciamo che in smart working un cocktail non si può fare, quindi non ci possiamo lavorare. Poi comunque, sai, il barman è una figura importante per il cliente, perché è la fiducia che ti dà il cliente, e nel 90% dei casi, io parlo di me quando lavoro io, i miei colleghi, fai tu, devi consigliare, diciamo, dei prodotti buoni, fare dei cocktail buoni, sia di qualità, specialmente che non ti fa male, riesci a bere il primo, il secondo, il terzo, perché la gente deve uscire felice, deve stare, è uno stacco. Ricordiamo anche una cosa, che bisogna bere in maniera responsabilmente, sempre. Responsabilmente. Infatti Diciamo sono delle sempre, dosi soprattutto giuste nei nostri programmi, bere responsabilmente, quindi non significa chi guida ovviamente esatto, quella sera non beve, o beve
un drink soft, cioè, dico, non deve esagerare. Ovviamente chi non guida magari può eccedere leggermente. I barman però sono anche un'opportunità di lavoro, abbiamo detto, Ecco. quindi attraverso il percorso della formazione oggi abbiamo visto c'è un dato negativo, stiamo analizzando un dato negativo. Tu riscontri in questo verità, hai avuto a che fare con questo? Allora, vabbè, io parlo di noi ovviamente, ma solidarietà a tutti i colleghi ovviamente, ma diciamo che noi siamo stati chiusi, io ovviamente anche noi abbiamo un'associazione barman, quindi facciamo formazione e d'estate impieghiamo più di 100 ragazzi a lavorare, quindi parliamo che quest'estate ci è mancato un po' di lavoro. La formazione al momento che la chiudi, quindi chiudiamo la scuola, non riusciamo a farlo online. Purtroppo ti do ragione, ti do del tu, quindi do ragione al signore Maiolini. il signor Maiolini, proprio perché non vedono il futuro. Quindi se loro vengono in un locale, un ragazzo e mi vede lavorare, il sorriso, il divertimento, perché comunque è un lavoro che alla fine se lo fai con filosofia ti diverti, certo, tu lo sai benissimo. Non vede questo, dice ma io perché devo investire questi soldi Se non c'è lavoro. per andare dove? A lavorare dove? Magari cercare altre cose. Ma magari ecco, è solo il momento, sperando che passa tutto questo. Sì, lo spero perché comunque è quasi un anno, è un anno che siamo in questa situazione. Tu sei stato d'accordo con tutti i DPCM che sono stati... Questa è una domanda Vuoi la domanda di importante. riserva? No, ma io la posso rispondere tranquillamente. Qual è stato il tuo pensiero? Allora, diciamo io non sono d'accordo. La prima cosa che non sono assumi la d'accordo, responsabilità di mi tutto quello assumo, che dici, quindi- certo, no, ma figurati, non voglio dire nulla di eclatante Ecco, perché va sennò bene. poi c'è uno scoop. Allora, la cosa principale qual è? Io faccio un ragionamento, la mia vita ho sempre ragionato per logica, se non so fare una cosa la faccio per logica. Io ti voglio fare una domanda a te quindi personalmente. rimbalzi la domanda. Facciamo finta che il tuo lavoro, Sì. ok? Inizia il lavoro quotidiano, che lo fai per 24 anni come me, Sì. inizia dalle 19 di sera alle 11, mezzanotte e magari sabato poi fino alle 2, ok? Sì. Facciamo finta, no? Che il governo ti dice che tu devi lavorare fino alle 18. Facciamo finta. Facciamo finta, no? Facciamo finta. Se il mio lavoro inizia alle 19, me lo spieghi come faccio a lavorare fino alle 18? Questa è una cosa che io ancora oggi non ho capito. Facciamo finta sempre che un supermercato apre alle ore 8 e chiude alle ore 10. La stessa cosa che è successa al nostro lavoro, cioè questo è un dato di fatto. Quindi cosa succede? Che dobbiamo cambiare il nostro lavoro, quindi dobbiamo ripartire da zero, perché è vero che il bar, diciamo, chi apre alle 4 di Cambiare mattina, le abitudini la cocktail soprattutto, bar certo. non apre alle 5 di mattina, non sta aperta fino alle 6, noi partiamo dalle 6, Dalle 18. quindi dalle 18, 19 in poi, quindi è un lavoro diverso. La ristorazione, stessa cosa, paragonato una cocktail bar a una ristorazione, questa è la cosa sbagliata. Se io mangio, io mangio una pizza in zona gialla, prima ci sono state delle aperture fino alle 22, fino alle 23, ma non mi ricordo preciso che ormai è passato tempo. Io vado a mangiare una pizza e devo chiudere alle 22, finisco la pizza e dovrei andare in una cocktail bar. Non posso andare in una cocktail bar perché alle 22 chiudono tutti e due, quindi o fai chiudere le pizzerie alle 21 e alle 23 fai chiudere le cocktail bar e se no non c'è, capito, non c'è l'arco di tempo di fare né l'aperitivo, né la cocktail bar, né la cena, cioè è un metodo di lavoro che dici guarda lo cancelliamo? Non lo so, ditemi voi, lo cancelliamo? Come? Se no ti dico no, devi fare, se no che faccio? Ci reinventiamo, facciamo le pizze. Beh, questo io credo... credo che sia sbagliato. No, questo. io purtroppo, ripeto, Poi non non lo so. posso prendere... No. Io dico sempre ci sono stati dei comitati scientifici che hanno fatto delle analisi, prescindere, hanno per analizzato questi dati. Se hanno ritenuto opportuno, ecco, adesso non vado a parlare degli orari come hai detto tu, alle 22 mi pare che c'era fino alla Sporto, poi alle 18 c'era la chiusura al pubblico, fino alle 22 c'era la Sporto. Però ecco, noi naturalmente di questo ci asteniamo perché
è un discorso tuo che fai di praticità, no? Perché comunque fai questo lavoro, è più che lecito, giustamente da parte tua, dire io come faccio, mi devo reinventare probabilmente, ma ti devo dire che anche il mondo della musica, degli spettacoli, dei grandi concerti, anche questo settore ha vissuto più o meno con quegli orari, perché i concerti sono la sera, gli eventi gran parte sono la sera, quindi anche lì è stato tutto un mondo da reinventare. Noi ne parleremo nelle prossime puntate anche con altri ospiti che inviteremo, però Maiolini in tutto questo l'online ha potuto aiutare, ecco, veramente pochissimo. Da questo punto di vista veramente poco. L'unica cosa che consiglio a questo tipo di attività è che in questa fase di stallo, tra virgolette, per la loro attività, dove manca praticamente la parte di finalizzazione. Che cos'è la parte di finalizzazione? È la parte in cui effettivamente e concretamente c'è lo scambio del servizio, quindi del bartender, del barman, dell'attività locale, in cambio di denaro. Questo è quello che manca. Dall'altro lato possono, diciamo, incubare e intrattenere le persone tramite il digitale, tramite i social network, al fine che le riaperture e le prossime serate, una volta che sarà di nuovo possibile far serata, siano veramente piene di gente, invogliare le persone a riandare, in modo tale che i flussi di cassa possano in qualche modo soccombere al periodo precedente. O dall'altro lato cambiare il modello di business. Cambiando il modello di business a livello di scuola, che cosa vuol dire? Ci sono moltissime persone che si sono trovate costrette a cambiarlo e hanno deciso di fare questa sorta di corsi online, ovviamente dove l'esperienza non è uguale. Io stesso ho fatto i corsi ho fatto i corsi in sede fisica a Roma di bartender, avvicinamento al vino 10 anni fa, ed è proprio l'esperienza. È proprio l'esperienza, è l'insegnante che ti fa profumare, ti fa capire il distillato, ti racconta la storia del distillato, ti fa toccare con mano la terra di champagne. Sono una serie di cose che ovviamente dal web non puoi fare, ma dall'altro lato puoi cercare di informare da questo punto di vista il potenziale cliente, perché comunque alla fine vendi quello che è un infoprodotto, quindi un corso per avere nuovi flussi di cassa. Questa è l'unica cosa che puoi fare, perché c'è la domanda da questo punto di vista, come altre persone invece si sono reinventate come? Vendendo l'attrezzatura da bartender, perché vendendo l'attrezzatura da bartender non in modo professionale, ma piccole attrezzature visto che facevano la ricetta in casa, esatto, ecco, piccole attrezzature da utilizzare in casa. Ci sono tante idee, ma che dall'altro lato bisogna un reinvestimento, c'è da fare un reinvestimento, un cambio di strutture, quindi dipende un po' dalle situazioni che è l'azienda. Quindi da questo lato il digitale aiuta poco e aiuta solo da questo punto di vista. Prego Natalino, volevi rispondere? Sì, grazie. Guarda, noi le idee per ripartire ci sono anche idee per fare, noi non è che siamo fermi con la nostra meta, noi siamo reinventati sempre, il nostro settore funziona così, ma si può vendere l'attrezzatura come abbiamo sempre fatto, si può vendere, stiamo progettando di fare un gin ad esempio e poi venderlo con l'e-commerce, queste cose si possono fare, il problema è che dopo una pandemia che ci ha distrutto economicamente, ripartire da zero abbiamo bisogno di fondi, quindi non possiamo ripartire senza soldi. Certo. Questo è il problema, non è l'inventiva che ci manca, ci mancano i soldi dopo questa pandemia, se no dobbiamo... Natalino, l'appello che tu vuoi fare anche al governo qual è? Ma vabbè, io non chiedo, non è questione di ristori, di fondi eccetera, noi ci serve semplicemente lavorare con un orario giusto, perché capisco che è impensabile avere una flotta di gente. Se c'è il problema, come abbiamo visto, degli assembramenti, sarete in grado di rispettare le regole? Ma certo, perché l'abbiamo già fatto, perché ci sono i tavoli da 4, non si fa servizio al banco, c'è il tavolo e alla vista delle persone, quindi se uno vuole venire a controllare siamo aperti. Ciò che sta avvenendo ora... Quindi tu dici anche aumentate i controlli, certo, venite anche a verificare, aumentate i controlli, ci fate lavorare, le piazze però bisogna chiudere in che senso? Vigilare le piazze, perché quando i locali sono stati chiusi, l'ho visto io nelle nostre piazze, con i miei occhi, perché bastava fare un giro con la macchina, le piazze erano piene.
Credo che nessuno lo può assumo le negare. responsabilità che dico, no? Dico, porca miseria, prima cioè, dice ai locali di riaprire, li fai mettere in sicurezza, spendono, investono per mettersi in sicurezza e poi li richiudi di nuovo, cioè questa è una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra, cioè un imprenditore che già era in difficoltà, gli dai un barlume di speranza, lui attinge agli ultimi fondi che ha per rimettersi in sicurezza e poi lo richiudi di nuovo, e allora che? Questa è una Paiorini, cosa che non va però bene. il discorso qual è? Che la pandemia ha cambiato diverse Sì. volte, ancora oggi sta cambiando, ci sono queste varianti, sì. cioè, quindi ragazzi parliamoci chiaro, bisogna essere responsabili e bisogna trovare una quadra tutti insieme, che oggi purtroppo dobbiamo superare, uscirne fuori da queste cose e spesso trovate impreparati un po' tutti. Quindi adesso dobbiamo semplicemente augurare a Natalino, a tutto il settore degli eventi in generale, che ci sia questa grande ripartenza. Va bene? Grazie a Natalino Brunetti per essere stato qui con noi, Angelo Maiolini come sempre nel nostro studio, e io vi do appuntamento a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, stessa rete, mi raccomando. Grazie Saverio. Dei corsi, sulle ricerche di corsi, ma proprio spezzato.